Entrata trascurata, erba alta tra le lapidi, povere tombe dimenticate e saccelli gentilizi con i calcinacci. Era quanto avevamo documentato pochi giorni fa all'interno del cimitero maggiore di Treviso. A segnalarci la situazione una telespettatrice, colpita dalla differenza tra la manutenzione di Treviso Servizi, quella precedente, e quella attuale di Contarina. Così abbiamo riportato la situazione all'assessore responsabile, perché comunque Cassugan risponde ai cittadini. Il Comune aveva già avviato l'indagine in merito alla condizione di queste tombe. Ci sono famiglie che non risiedono più a Treviso, ci sono famiglie che quindi non hanno più un interesse diretto. Cercheremo adesso di sollecitare queste famiglie affinché ci dicano che cosa intendono fare. Questo per le tombe dimenticate, siano esse povere o con cognomi storici per la città. Comune impegnato anche per il decoro generale e il taglio dell'erba alta tra le lapidi. Per quanto riguarda l'erba noi abbiamo avuto un confronto con il gestore del servizio, il quale ci ha garantito che gli interventi vengono fatti. Le difficoltà sono legate anche al fatto che in alcune zone l'erba cresce con molta più facilità che in passato, anche per il divieto sacrosanto, a mio parere, dell'utilizzo di diserbanti chimici. Ma Contarina non sarà l'unica a ricevere le telefonate del Comune. Ci sono tombe dimenticate oggettivamente per condizioni particolari che il Comune stesso riconosce. Ce ne sono altre per cui i cittadini che hanno i loro cari seppelliti appunto nella tomba dovrebbero sentirsi in dovere di intervenire.